Allora, buon pomeriggio, è stata una mattinata molto intensa e quindi in realtà cercherò di restare sulla mia relazione perché ci sono delle cose che vorrei così portare il mio contributo come esperienza anche clinica di questi anni di lavoro con le puerpere, con le neomamme e anche nell'ambulatorio appunto che gestisco a Campo San Piero e a Cittadella, che si chiama Mamme senza depressione, di cui vi porterò così alcuni elementi, ma non posso però non partire dalla presentazione di stamattina. Prima a pranzo si parlava con la professoressa Mabilia, con la quale c'è una conoscenza perché il primo convegno che abbiamo fatto nel 2012 ancora ex USL 15, come giustamente ricordava, queste unificazioni, non so chi lavora nei servizi sa che ci sono queste mega USL e quindi adesso ognuno di noi deve transitare da identità che magari aveva da molto tempo, no? In alcune aziende, in altre aziende, e quindi anche qui una nascita, una rinascita con delle perdite e anche delle acquisizioni, quindi mi sembra che questo tema non sempre desiderate queste fusioni e quindi a volte invece per necessità e per bisogni, quindi il tema di oggi. Ecco, quello che mi ha colpito, tante cose che ha detto la professoressa, però mi pare importante riprendere una frase che lei ha detto: se il desiderio diventa bisogno può essere anche una patologia. Ecco, siccome tutti i relatori in un modo o nell'altro hanno parlato anche di aspetti psicopatologici, a me tocca un pochino parlare di questo, ma ovviamente non posso parlare di questo se prima, sul termine di maternità mi viene da dire che appunto magari proviamo a dare insieme un termine che si riferisce a questa relazione, però non solo sotto l'aspetto biologico, come abbiamo visto, fisiologico, sociologico, affettivo, cioè è veramente un movimento molto complesso e questa relazione comincia col concepimento in termini fisiologici, ma come stamattina è stato visto, il pensiero nascere madre, nascere papà, cioè è molto più antico e di fatto continua durante tutti i processi fisiologici della gravidanza, del parto, dell'allattamento e dell'allevamento, e tutte queste funzioni appunto, come sappiamo, sono accompagnate da varie reazioni affettive. Si è parlato, vorrei dire che tra noi relatori non ci eravamo messi d'accordo su cosa presentare, no? Eppure ci sono state delle convergenze, quindi questo do atto alla Gina, no? Io avevo messo questa diapositiva di una antropologa, filosofa, femminista, Luce Irigaray, io non so pronunciarlo il francese, in cui lei nel suo libro Nascere, Genesi di uno nuovo essere umano, dice una cosa molto importante che secondo me ci aiuterà, spero, a capire meglio quando parleremo degli aspetti psicopatologici, di quella che può essere per esempio anche la depressione materna, di cui parlerò subito dopo. E lei dice che venire al mondo significa innanzitutto venire da un altro, lasciare un primo ambiente, un'originaria dimora in un altro. Lì l'ambiente circostante era liquido e caldo e il feto viveva quasi nell'assenza di gravità, oltre al fatto che il proprio peso era trasportato da un altro. Anche l'aria e il cibo erano forniti da un altro. Mettendosi al mondo, il nuovo essere umano si comporta come un demiurgo e corre un enorme rischio. Venire al mondo equivale a esporsi a morire per vivere. Dal momento in cui siamo nati ci ricorderemo sempre, anche se non ne siamo consapevoli, che vivere implica il rischio di morire. Perché questa frase secondo me può essere importante poi per quello che diremo dopo? Perché già qualcuno nelle relazioni precedenti ha parlato delle competenze, no? Del neonato, del feto, eccetera, ma nessuno mette abbastanza in evidenza quando il momento del parto in realtà sia determinato da questo demiurgo. Infatti sfido chiunque di voi a dirmi se sa esattamente il momento in cui il bambino verrà al mondo. Nessun ginecologo, a parte che vi danno con il loro regolo una range, nessuna persona può essere in grado di determinare questo, se non purtroppo con la tecnica, dove allora si fa il cesareo, allora là si dice è programmato,
ma anche nel pilotato, e chi ha fatto questa esperienza in ostetricia e ginecologia lo sa, ci sono pilotati che in un'ora hanno il parto, ci sono pilotati perché c'è tutta un'attività che il bambino deve mettere in atto per poter venire, che poi determinerà, e questo chi ha esperienze di levatrici, io ho avuto il piacere di poter parlare con una levatrice che ormai ha 80 e più anni, mi raccontava di queste esperienze importanti fatte quando si andava a casa, no? Dove proprio il movimento attivo che veniva creato dal bambino determinava tantissime cose, ma anche nella vita futura. E quindi incominciamo a pensare che diade, triade, ecco, ma veramente incominciamo a pensare che ci sono tanti soggetti in questa relazione. C'è una madre, c'è un padre, c'è un bambino con le sue caratteristiche che noi dobbiamo incominciare a percepire già prima ancora della nascita, cioè incominciamo a dare, perché poi appunto qualcuno ha parlato di bambino immaginario, la Bidolsky su questo ha scritto tantissimo, no? Il bambino, o anche il bambino della notte, il bambino del giorno, no? Cioè tutte queste nostre fantasie, il bambino è sempre una fantasia, ma poi c'è il bambino reale ed è bene che su questo ci si confronti prima dell'arrivo reale. Ecco, io salterò tutta questa parte che parla della, diciamo, trasformazione identitaria, però questa lo voglio dire, che l'esperienza della maternità, non posso non citare la nunziante Cesaro, che per chi si occupa di perinatalità è fondamentale, in cui lei parla di questo lavoro psichico, che è proprio l'esperienza della maternità, che si conclude generalmente con questa acquisizione di un nuovo equilibrio maturativo per l'identità femminile. E non posso non citare Donald Winnicott, che pur essendo un pediatra, psicoanalista, e da pediatra diceva alle mamme: non fatevi dire dai pediatri che cosa dovete fare, non fatevelo dire dai medici, non fatevelo dire da nessuno. Quello che Winnicott è stato il primo che ha spostato l'attenzione dal bambino a questa diade e ha parlato della madre ambiente, che è una sua definizione di cui noi oggi ne parliamo continuamente, no? Chiunque, però ricordiamoci chi è che l'ha messa in atto questa idea, non era innata questa concezione. E qui vi ho messo solo 2 citazioni di Bowlby, perché un po' riprende quello che è stato detto prima: la capacità della madre di entrare in sintonia con gli aspetti più affettivi ed emotivi del bambino permette la costruzione di quei legami di attaccamento, di sicurezza ed affetto che sono poi la base delle costruzioni di relazioni umane soddisfacenti. Allora, se le cose stanno così, e pensiamo che stanno così, è assolutamente necessario che la mamma si senta in equilibrio con se stessa per svolgere questo delicato ruolo. E l'esperienza clinica mi dice che il problema spesso dipende proprio da una cattiva partenza, cioè da un deficit o di un'assenza nel legame tra la mamma e il suo bambino, che risale proprio ai primi momenti di conoscenza tra i due, a partire dalla gravidanza. Qui noi oggi parleremo soprattutto almeno io parlerò soprattutto del postpartum, però voglio dire che la gravidanza e soprattutto l'ultimo trimestre di gravidanza è un momento importante nella psicopatologia, perché è nell'ultimo trimestre che anche le situazioni, diciamo, più che non hanno avuto magari nelle prime settimane o nei primi mesi, sono andate molto bene, possono incominciare ad avere delle problematicità. La dottoressa che è andata via, la Polla, ha parlato del diabete ed sarebbe stato interessante parlare con lei, perché appunto i medici di base, i pediatri, i ginecologi soprattutto, nell'anamnesi chiedono sempre a una donna se è ipertesa o se ha avuto il diabete. Io vorrei sapere quanti nell'anamnesi chiedono se ha avuto un precedente di disturbo psichiatrico, una depressione, un disturbo d'ansia anche fuori gravidanza, e quante volte viene chiesto se ha avuto un episodio depressivo, per esempio, nella prima gravidanza. Queste sono domande che spesso nell'anamnesi non vengono fatte, per lo stigma di cui si parlava prima, perché la maternità è felice, perché non si può dire che qualcosa non è andato bene, per cui scopriamo al momento del secondo parto
che è andato tutto bene, che la signora sta bene, però sta male. Poi chiedi perché sta male, perché ha avuto una prima gravidanza con una depressione non trattata, nessuno le ha mai chiesto niente, quindi nel momento della seconda gravidanza noi vediamo nel secondo parto la problematica. Allora una raccomandazione che è stata fatta, perché delle linee guida invece noi ce le abbiamo, dov'è la Ravaldi, sulle NICE, una delle raccomandazioni che viene fatta per la prevenzione, l'identificazione precoce di quelli che possono essere i disturbi affettivi, emotivi nella gravidanza e nel postpartum è proprio quella dell'anamnesi, cioè quindi per favore non chiediamo solo se ha avuto l'ipertensione o la gestosio, lo dico per i colleghi medici, ma lo dico anche ai colleghi psicologi quando raccolgono queste informazioni, ecco, magari chiedere sull'anamnesi, diciamo, in modo particolare questo aspetto, ecco, perché adesso lo vedremo subito. Questo è sempre Winnicott, che mi piace tanto perché dice che non è pensabile fare meglio di così, ma solo così o peggio, lo diceva appunto nelle sue trasmissioni radiofoniche, stiamo parlando dei primi intorno agli anni 40. E come si diceva prima, chi dà le cure deve a sua volta riceverne molte ed è difficile nutrire se non si è fatta esperienza di un buon nutrimento, che non vuol dire che non sia possibile, ma se noi questo lo abbiamo presente possiamo fare tutto quel lavoro che è il nucleo familiare, che è la comunità, che è la rete sociale, i gruppi di autoaiuto, lo specialista quando è necessario, proprio per non lasciare da sole, ecco, le famiglie che si trovano in questa situazione. Ricordiamo oltretutto che prima si parlava di statistiche, la maternità è una delle fasi della vita della donna che espone la donna a delle serie patologie. Vorrei ricordare che la follia cosiddetta puerperale, Esquirol, che è stato insomma il primo psichiatra quando si è cominciato a mettere, come dire, mano alla nosografia, parlava di follia della puerpera. In realtà molte di queste follie delle puerpere del fine 800 erano delle febbri puerperali, perché vi ricordo che all'epoca le donne partorivano come tutti e venivano medicate da medici che prima avevano dissezionato dei cadaveri, quindi erano pieni di germi, per cui la puerpera moriva di sepsi. Prima di morire di sepsi delirava perché ha 39-40 di febbre, quindi vengono classificate come prime forme maniacali di queste donne, che era invece la follia. Poi si chiamarono febbre da latte, queste sono fu proprio Marseille che incominciò a parlare di qualcos'altro, ma soprattutto Racamier, che qualcuno ha citato stamattina. Racamier fa uno studio all'inizio su 15 donne che in realtà avevano avuto questi episodi che erano oggi studiando e leggendo Racamier sappiamo che molte di queste situazioni erano delle psicosi puerperali, di cui dirò qualcosa dopo, e comunque Racamier è quello che per primo capì che separare per esempio la mamma dai bambini non faceva migliorare le donne, anzi che questo poteva peggiorare lo stato psichico di queste persone, e da lì poi in Inghilterra molti anni dopo Kramer formò le prime unità mamma-bambino. Non so se sapete che appunto in Italia noi non ce le abbiamo, ma in altri stati ci sono delle unità specialistiche dove una donna con depressione maggiore, importante o psicosi non viene ricoverata nel reparto di diagnosi e cura come qui da noi, e il bambino va in pediatria se ci va bene, e se no va a casa, e se non si sa, ma vengono ricoverati nello stesso ambiente, no? Dove c'è tutta un'equipe di persone che si occupa di questo, dallo psichiatra allo psicologo al pediatra, con degli ambienti particolari e studiati per questo. Non sono strutture particolarmente costose in realtà, perché abbiamo fatto anche dei studi per vedere i costi di questo, e in realtà costerebbe molto meno in termini economici che quello che succede oggi in Italia, dove un ricovero in un servizio con poi attivazione per il bambino dei servizi e poi per il papà che si deve prendere il congedo, in termini di costi diretti e indiretti costerebbe molto di più. Questo la Regione lo sa, questo il Ministero lo sa, ma di fatto insomma non si riesce a fare anche con la restrizione attuale. Tra l'altro, ecco, Racamier, volevo solo dirvi, aveva coniato un bellissimo termine che si chiama maternalità, per indicare questo stato
stato tipico di fluttuazioni dell'umore che si possono avere nel postpartum e che avevano la caratteristica di essere molto repentine, anche molto gravi, ma anche di regredire velocemente. E quindi da ciò lui disse non c'è la pericolosità che si vedeva in quel momento. Sono passati più di 100 anni e ancora noi ci troviamo a dover combattere questo stigma. Quando una mamma sta male, spesso la prima cosa che mi viene detta è: ma lo lasciamo col bambino? Ma adesso come facciamo? E quindi questo vorrei dire, identificare madri e bambini a rischio durante la gravidanza e il periodo appunto del postpartum è una delle rare occasioni che la medicina ha di fare prevenzione primaria e anche secondaria della malattia mentale della madre, e le sue conseguenze negative le abbiamo viste sullo sviluppo, il comportamento e la salute del bambino. Qui ci sono appunto degli studi sulle relazioni tra madri depresse e bambini, dove si è visto che i bambini con madri depresse non hanno un rapporto efficace con le emozioni e spesso non le sanno riconoscere, tantomeno nominare, e possono avere anche una serie di disturbi. Stiamo parlando però, e vorrei dire, di madri depresse che non sono state trattate. Ecco, questo è importante dirlo. E qui I primi tempi, quando arriva un bambino in altri posti che non sono l'Italia, c'è una persona con tanta esperienza che va a casa di questa famiglia in cui è nato un bambino e insegna alla madre. In Italia questo invece viene deputato alle nonne. Le nonne però non hanno quel sano distacco che può avere un estraneo. Le nonne, le amiche, tutti quanti dispensano consigli e si aspettano che tu li segua alla lettera. Io ho detto a un certo punto: io ho bisogno di qualcuno, ma qualcuno che non siate voi. Io ho bisogno di qualcuno che mi guardi e che veda una persona, proprio qualcuno che mi chiedesse: beh, allora, come stai tu? Ecco, questa è un'intervista con una mamma reale. Questo è un film che vi consiglio se non l'avete visto, della Lina Marazzi, che si chiama Tutto parla di lei, e che questa invece è un'attrice dove appunto avrà questa depressione nel postpartum che risolverà. Non vi dico niente perché secondo me il film va visto, ma le interviste sono interviste a mamme reali e sono sovrapponibili alle mamme che io vedo nell'ambulatorio da più di 10 anni, dove quello che vorrei passare in questa relazione è che non c'è una mamma cattiva, una mamma inadeguata, una mamma sbagliata. Ci sono delle donne, prima di tutto, e qui riprendo quello che diceva la Mabilia, delle donne con delle storie traumatiche o anche delle donne in difficoltà. Non necessariamente ci debbono essere dei traumi importanti nella storia perché si sviluppi una depressione postpartum. Una depressione materna ha come caratteristica il fatto appunto che si sviluppa in questa fase, diciamo, tanto sulla parola depressione voglio dire ci sarebbe da dire tantissimo, no? Sul piano fenomenologico noi pensiamo alla tristezza, al disinteresse per gli oggetti abituali, al rallentamento psichico, eccetera. A livello, essendo io una psicodinamica in un gruppo il termine depressione indica la perdita di un oggetto esterno o interno e il sentimento di lutto. Quindi in realtà tutto quello che poi ha detto la collega su quella che può essere l'esperienza del lutto per il Natale nelle depressioni materne è un lavoro che noi facciamo. Ecco, volevo solo farvi vedere, questo è un lavoro che è stato fatto qui in Veneto per farvi vedere quali sono le prevalenze, perché anche qua le cifre non sono poche. Vedete che la prevalenza della depressione tra le donne non gravide, vi ricordo che noi partiamo con un carico di partenza doppio agli uomini. Gli uomini sono sul 4% lifetime, le donne 8%. Di solito quando io dico questa cosa la domanda che tutti mi fanno è perché?
Allora, su questo si è molto discusso, sicuramente c'è una base biologica e questo lo sappiamo. Io penso che sia anche legato al carico comunque che le donne da sempre hanno, almeno nella nostra, questo diciamo è riferito al Veneto, ma va bene anche per l'Italia. Negli ultimi 6 mesi di gravidanza si arriva al 12%, ecco perché vi ho parlato dell'importanza anche della gravidanza, e poi al termine della gravidanza questo. Le caratteristiche che vedete, donne non sposate, età più matura o più giovane, socialmente isolate, educazione bassa, sono tutte posizione sociale e maritale, lì c'era scritto a basso reddito, e i precedenti personali di patologia psichiatrica. Come vedete questi sono quelli che noi chiamiamo i fattori di rischio, che è importante di cui tener conto quando si fa un'anamnesi, così come l'importanza di una diagnosi precoce. Perché? Perché abbiamo visto che le terapie con queste pazienti, che siano terapie psicologiche e integrate quando serve alla psicofarmacologia, hanno una risposta enormemente più rapida e più veloce di qualsiasi altra depressione in un'altra fase della vita. Allora è vero che questa è la fase più di vulnerabilità, in senso che è la fase in cui ci possono essere più disturbi che in altre fasi della vita, però è anche vero che proprio perché c'è questa alta sensibilizzazione c'è anche alle risposte, quindi questo rende lavorare con queste donne anche un lavoro molto importante e bello, perché dopo un anno noi vediamo persone che tornano a una restituzione ad integrum totale, ecco, donne che tornano alla loro vita, alla loro famiglia, ecco, coppie che tornano alla loro famiglia, quindi questo è molto importante. Quindi queste erano le raccomandazioni che erano state fatte da questa ricerca in Veneto, che diceva che i servizi specialistici e integrazione dei servizi, e questo però praticamente non esiste, o esiste molto poco, laddove si parla con i colleghi più per conoscenze personali che non per veri e propri protocolli, a parte alcune USL virtuose. Treviso è una, ma anche l'USL da cui vengo io è da anni che ha un protocollo d'intesa tra tutti i servizi. Vi ricordo che più del 50% delle depressioni postpartum non è diagnosticato. Questo cosa vuol dire? Che queste donne continuano a stare male per 3, 4, 5 anni dopo la nascita del bambino, quindi là vediamo gli effetti di cui stavamo parlando, cioè quelle depressioni, chiamiamole sotto soglia, ma in realtà non sono sotto soglia, sono depressioni importanti semplicemente che sono misconosciute, per cui veramente queste donne fanno delle fatiche mostruose per tirare al meglio su questi bambini che, con tutta la sofferenza che hanno, e sono quei bambini che poi noi vedremo, o bambini estremamente che a un certo punto hanno imparato a cavarsela da soli, perché appunto questa mamma non era capace, no, di reagire ai loro stimoli dopo aver tentato in vari modi di farle reagire, perché in realtà sono bambini che magari nei primi mesi hanno pianto molto, hanno cercato di farsi presenti e poi a un certo punto si sono rassegnati. Ecco, pensavo di vivere questa esperienza in grande comunione con Tobia, con il bambino che era nella mia pancia e che stava nascendo, e con la natura, e invece c'ero soltanto io. C'ero proprio nella mia mente, c'ero solo io e il dolore che stavo provando, e anche qui mi sentivo già una cattiva madre, perché non ero con lui. Quindi si comincia presto ad essere delle cattive madri. Ecco, questa della cattiva madre, ecco, è proprio una cosa che le donne ti vengono a dire subito in ambulatorio, no? C'è questo sentimento della colpa, del non provare i sentimenti che si dovevano provare in questa situazione, no? Per cui c'è questa maternità felice, per cui se tu non senti questo e sono sbagliata, c'è qualcosa di sbagliato in me, no? Ed è veramente molto doloroso quando si dà modo a queste donne di parlare e di raccontarsi, viene fuori veramente una situazione così emotivamente molto, molto importante, e dopo anche subito però riescono a veramente nutrirsi di quello che tu puoi fare in quel momento. Ecco, qui ci sono le cause, ma voglio andare più veloce.
Vi ricordo che le tre sindromi più importanti, ma maternity blues non è una sindrome, la cito semplicemente perché colpisce dal 70 all'80% delle donne del postpartum ed è legato al calo degli ormoni, è una sindrome parafisiologica, però attenzione perché è il baby blues o maternity blues, se va oltre quel range che possono essere 15-20 giorni va tenuto come campanello di allarme perché può evolvere in una depressione postpartum, quindi è sempre bene indagare come sono andate le prime settimane, se magari andiamo a una consultazione di una mamma che magari viene da voi che ha 2 mesi, no, il bambino, che vi racconta di qualche difficoltà all'inizio, se non sta troppo male magari non vi racconterà i propri vissuti, ma indagare come sono andate le prime settimane vi servirà poi per dargli la possibilità di parlare di questi vissuti. La depressione postpartum è una entità nosografica appunto che è stata riconosciuta dal DSM-5 cambiando l'indisturbo dell'umore con esordio peripartum. Ecco, qua devo dire c'è tutto il limite di quelli che sono i manuali diagnostici, che siano psichiatrici, non so i vostri, ma di sicuro io non faccio diagnosi col DSM-5. Mi serve solo per comunicare questa diagnosi, mi serve per scriverla su una cartella ed aprire una cartella, però sinceramente credo che sia importante, ve l'ho scritto, la cosa più importante è che non è vero che sono le prime 4 settimane, oggi sappiamo tutti che una depressione postpartum può estendersi fino all'anno del bambino, ecco, quindi questo lo dico perché se c'è necessità di codificare, andare a trovare dove nel manuale, ecco, però la cosa più importante è invece tenere conto, le cause, salto, ve le potete leggere, i fattori di rischio, anche questi sono ormonali, fisici, tantissimi. Quello che invece vorrei dirvi, ecco, questo è il modello biopsicosociale, uno dei modelli, ma anche di questo non vi dico niente perché se volete poi vi dirò dove potete trovare. Ecco, questi sono gli elementi prognostici che invece vi sottolineo: pregressi tentativi di suicidio, disturbi depressivi psichiatrici in anamnesi, bassa stima di sé, eccessiva dipendenza affettiva da altri, presenza di conflitti familiari, abuso di sostanze, tratti di personalità borderline e i sintomi, ve li faccio dire, sono questi. Oltre ai sintomi classici della depressione che voi sapete, no? Cioè quindi l'apatia, la bulia, l'insonnia eccetera, qui abbiamo dei sintomi specifici che sono questi, che riguardano la relazione madre-bambino, quindi avvertire il bambino come un peso, non provare emozioni nei confronti del bambino o emozioni, come dicono loro, non giuste, no? Quelle che nella testa dovresti avere, sentirsi inadeguate, avere avversione, non riuscire a concentrarsi sui bisogni del bambino e sulle sue richieste, avere pensieri di fare del male a se stesse o al bambino. Vi dico anche che la psicosi invece postpartum è un esordio acuto, 1 su 1000 nascite, nelle prime settimane, di solito è tra il 3° e il 14° giorno dalla nascita, è quindi un'emergenza che di solito vediamo in reparto, ok? E poi abbiamo questa differenza fra le due cose. Allora, quando avevo tutte e 2 le bambine piccoline è stato molto difficile occuparsi magari da sola di tutte e 2 le bambine. I tempi per mangiare, per dormire erano diversi, prepara la pappa, metti a dormire l'una, una che piange, cioè era tutto molto difficile. E nei momenti proprio miei di massima stanchezza è capitato che avevo in braccio la piccolina che doveva dormire e di avergli dato qualche scossone perché io ero stanchissima, non ce la facevo più, proprio allora stai lì, la ninni, vai avanti, vai indietro, 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, tu sei lì stremato, per cui di aver dato qualche urlata e cioè di averle proprio strette, agitate, dico adesso basta, adesso tu dormi, capito? E poi niente, poi le molli nel letto, te ne vai e via. Cioè questa aggressività non si è mai espressa con uno schiaffo, o un'azione violenta su di lui, ma nel mio animo, nel mio cuore, ecco, è la stessa cosa, è come se io l'avessi sculacciato, è uguale, è terribile, ma è così. Nel momento in cui non c'è soltanto l'amore, è come se non ci fosse più tutto il resto, no? Nel momento in cui senti emergere qualcosa che è diverso dall'amore, ti sembra che tutto il resto crolli.
siccome mi ha detto che ho un minuto, allora vi salto tutto, compreso il fatto che esistono dei farmaci, ma questo Perla, che si possono prendere in allattamento, quindi mi raccomando, se viene da voi in ambulatorio una donna che magari è stata vista da un collega psichiatra che ha fatto anche lui la psichiatria perinatale, perché la psichiatria perinatale è la cenerentola della psichiatria, quindi oggi vengo qui a parlare come psichiatra di qualcosa che i miei stessi colleghi considerano ma sì, vabbè, ecco, e quindi può capitare che qualche donna abbia girato vari colleghi prima di trovare qualcuno che gli ha detto che può allattare, che anche se ha un disturbo bipolare o ha una psicosi può avere dei figli con un trattamento adeguato. Io ne ho tantissime di donne che sono venute nel mio ambulatorio perché altri colleghi gli avevano detto che non potevano avere bambini avendo per esempio un disturbo bipolare, in trattamento con il litio, con il Tegretol, e che oggi sono madri e famiglie felici. Certo, sono gravidanze impegnative, gravidanza che devi seguire settimanalmente con i colleghi ginecologi per i monitoraggi ovviamente, come può essere per la collega che prima parlava del diabete di tipo 1, sono gravidanze che devono essere programmate, che devi avere il timing, quindi anche lì il dosaggio dei farmaci, però i bambini possono nascere sani anche in queste situazioni. Ecco, e qua avevo detto 2 cose, ma adesso vorrei parlarvi almeno di, se mi dà un minuto, solo di una cosa, il modello. No. Ok, io volevo dirvi di questo ambulatorio, eccolo, questo ambulatorio che noi abbiamo da 10 anni, noi facciamo uno screening continuativo da 10 anni per tutte le puerpere che partoriscono nell'ospedale di Campo San Piero e Cittadella. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando queste donne partoriscono vengono contattate dallo psicologo che lavora, noi lavoriamo in un'equipe mista, appunto, psichiatri e psicologi assieme, proprio a dimostrare che si può fare, senza concorrenze, ma invece cercando di lavorare insieme per il bene delle persone, e viene spiegato cos'è questo progetto, viene chiesto se vogliono collaborare. Noi abbiamo avuto allora le caratteristiche delle donne a rischio, quello che volevo farvi vedere è cosa facciamo noi dopo che abbiamo intercettato queste donne che tra la 6ª e l'8ª settimana compilano questo test che è l'Edimburgo, molto facile, autocompilato, e poi eventualmente si fanno delle approfondimenti diagnostici. Ecco, noi in questi 8 anni abbiamo avuto 16.726 partorienti, di cui abbiamo contattato per lo screening 13.000. I 6.000, cioè circa il 50%, aderisce allo screening. Tenete conto che queste 6.000 sono quelle che ci hanno restituito il questionario, che da 10 anni io chiedo di poter avere online e invece è inviato via posta, quindi le donne lo scansiscono e poi ce lo rimandano. Abbiamo fatto un'indagine sulle donne per capire quelle che ci avevano detto di sì, perché non ci rimandano il questionario, perché ovviamente voi immaginate tra la 6ª e l'8ª settimana con quello che hai a casa, che ti arriva, che devi, ecco. Quindi sono delle eroine, questo è il 50% che ha aderito, il 24% è straniero, 1.300 sono risultate positive a questo nostro screening. Su queste 1.300 poi sono state fatte le diagnosi, nel senso che essere positiva a un test di screening non vuol dire avere la patologia, vabbè, lo sapete meglio di me probabilmente, e queste sono le diagnosi che noi abbiamo avuto, e questa è l'adesione come vedete negli anni, ecco, e queste sono tutte quelle che sono aderenti, perché abbiamo un database per mettere dentro questo tipo di dati. La diagnosi psichiatrica si attesta sull'1,6, che è in linea con quello italiano, che è intorno al 2,3. La nostra è una realtà ancora dove c'è un buon supporto sociale, eccetera, quindi le diagnosi psichiatriche importanti sono queste. Poi però vedete quante neomamme hanno avuto invece altri tipi di disturbo. Questo è il nostro modello, questo è il nostro, ecco, e poi io questo è l'ambulatorio, e adesso mi manda via. Vedete, questo è il piccolo ambulatorio per farvi capire che per fare le cose non è che servano grandi spazi, questo è l'ambulatorio delle mamme. C'è un divanetto che abbiamo strappato alla neurologia quando la neurologia si è trasferita. Questo è il gruppo con cui io lavoro. Una parte ti lascio, sì. Questa è l'associazione che dal 2015 insieme ad altri colleghi, io sono la presidente, appunto noi abbiamo fatto, perché mi ero resa conto che questa esperienza che noi avevamo nel nostro territorio
e che rendeva privilegiato un pochino queste donne che partoriscono lì, non era così diffusa, anzi in Veneto e neanche fuori. Quindi abbiamo fondato un'associazione che ha questi scopi. Le attività che noi facciamo sono queste: formazione, cura e diffusione. Abbiamo organizzato dei convegni, dei seminari, insomma, se andate sul sito lo vedrete. Abbiamo dei punti ascolto, appunto, che sono dei punti per offrire uno spazio psicologico di aiuto e di supporto, anche questo tutto volontariato, gratuito, all'interno di spazi o comunali o recentemente abbiamo iniziato anche una collaborazione con dei colleghi. Ecco, e mi dice lei che qua mi devo fermare, metto solo iscrizioni e informazioni, perché adesso quello che volevo dire dopo perché avevo preparato una cosa. Non lo posso dire, lo dico alla fine. Ma come lo dice alla fine? Ma no, non posso stare fino alla fine. Lo dico alla fine. Quello che succederà il 20 settembre. È il 21? È il 21? Il 21 settembre, lo dirò. Dicendo che lo organizza Kairos Donna, non lo si può dire adesso. Ma come lo si può dire? Se no vanno via. Ma non vanno via. Tu rischi che vadano via invece e non glielo dici, guarda che. Diglielo adesso. Visto che non ci saranno tanti posti, li teniamo ai fedelissimi che resteranno qua. Che devo fare? Non posso lasciare allora la diapositiva. No, ma tanto è l'altro computer.